suono e la visione tumultuosa del Piave a Nervesa in apertura della nuova puntata di Agricoltura Veneta. Benvenuti. In questa puntata vogliamo parlarvi di irrigazione, vogliamo parlarvi anche di ambiente e sostenibilità e vogliamo parlarvi anche di nuove tecnologie dedicate all'acqua. E siamo qui a Nervesa, siamo nel punto di derivazione con il presidente del Consorzio Piave, Amedeo Gerolimetto. Buongiorno Presidente. Perché c'è una legge europea che ci impone di stare molto attenti all'acqua, vero? C'è un orientamento a livello europeo che vuole assolutamente che l'acqua resti nell'alveo dei fiumi principali. Noi abbiamo qui una derivazione e lasciamo in Piave, attualmente abbiamo l'obbligo col deflusso minimo vitale di 10,3 metri cubi al secondo. Pensare che con le nuove norme si vuole portare a 30 metri cubi al secondo, vuol dire che noi dobbiamo derivare un terzo. Questa è una cosa impossibile, vorrebbe dire decretare la morte dell'agricoltura nell'Alto Trevisano. Ecco, tutto questo naturalmente è un fronte, l'altro invece è la tecnologia, le nuove tecnologie per consumare meno acqua. Voi siete partner di un progetto, di tanti progetti, ma uno in particolare. Stiamo lavorando con determinazione e con forza sulla trasformazione dall'irrigazione a scorrimento a pluvirriguo, ma al tempo stesso ci sono dei progetti in atto finanziati dalla Regione Veneto con la misura 16.1 e 16.2, dove si stanno facendo delle sperimentazioni all'interno di alcune aziende utilizzando le nuove tecnologie, dove si fa un'analisi attenta dell'utilizzo dell'acqua necessaria, indispensabile e proporzionata al reale bisogno delle culture che si sono messe a dimora. Grazie Presidente, adesso i titoli e poi cominceremo questo viaggio con le nuove tecnologie per il risparmio dell'acqua. Camere anche ad infrarossi, sonde di umidità, elettrovalvole e soprattutto dati trasmessi al computer giorno e notte. È il progetto Irrivision per la corretta irrigazione sui campi che migliora la produzione e soprattutto fa risparmiare acqua. Emasculare i fiori della vite per poi impollinare con altri vitigni resistenti è l'operazione che il Centro Ricerche dei Vivai Cooperativi Rauscedo sta facendo in questi giorni per migliorare la varietà, diminuendo drasticamente i trattamenti in campo. Nel 2009 si coltivavano appena 66 ettari, oggi sono saliti a oltre 1100. Vendite internazionali cresciute negli ultimi 4 anni del 700%. È il fenomeno riso delta del POI GP, alta qualità riconosciuta dai mercati di tutto il mondo. È il momento di rivasare azalee, ortensi e rododendri. Con Adriano Favaretto tanti piccoli segreti per avere acidofile belle e cariche di fiori e anche per dargli la tonalità di colore che più ci piace. Dalla pianta che fiorisce ogni mese, infusi per impacchi e pomate per creme antietà. Con Renzo Gatto scopriamo la calendula e come utilizzare le sue proprietà per una pelle sempre liscia e protetta. E allora ci siamo spostati in campo, come vedete, per parlare di risparmio idrico. Sono in mezzo ai kiwi, sono a Sant'Andrea di Povegliano perché qui è in sperimentazione un progetto davvero interessante e di questo progetto ne parliamo con il proprietario di questo impianto, ovvero Amedeo Tonon. Buongiorno Amedeo. Che cos'è questa macchina? Questa macchina è una webcam e fa parte del progetto Irrivision, che serve per razionalizzare l'acqua all'interno dei frutteti. Praticamente ci sono dei sensori che vanno a monitorare sia la chioma, in particolare le foglie e i frutti, e aggiunti a dei sensori che controllano l'umidità nel terreno, e in base a dei parametri riusciamo praticamente ad intervenire solamente quando la pianta ha bisogno di irrigazione. Perché ha aderito a questo progetto? Parte un po' dal 2003, da quando c'è stato il grande caldo e ci siamo accorti che l'acqua scarseggiava sempre, l'acqua del consorzio non bastava più per essere autonomi nei nostri frutteti. Ma in questo progetto non siete soli? No, non siamo sicuramente soli, abbiamo una parte importante come Regione Veneto che ci aiuta attraverso i finanziamenti del PSR. Poi abbiamo praticamente lo Stato attraverso il CREA, l'importante ente di ricerca in agricoltura che si occupa sia di viticoltura che di frutticoltura. Poi abbiamo il Consorzio Piave con il nuovo presidente Amedeo Gerolimetto. Poi abbiamo
le realtà viticole e frutticole del territorio trevigiano e poi uno dei partner importanti che è quello che ci fornisce il materiale, CET Electronics. Grazie, adesso le notizie e poi scopriremo come funziona questa macchina. Un marchio per il biologico italiano ed il riconoscimento dei biodistretti che daranno la possibilità agli agricoltori bio di aggregarsi per promuovere le produzioni di qualità. Sono le novità attese dai circa 4.000 operatori tra produttori, trasformatori e importatori del biologico in Veneto, che plaudono alla recente approvazione della legge sul biologico al Senato e ora chiedono che il testo approdi rapidamente alla Camera per la definitiva approvazione. La superficie biologica in Veneto negli ultimi 3 anni è quasi raddoppiata, passando da poco meno di 28.000 a oltre 48.000 ettari. In crescita la tendenza a comprare prodotti biologici di qualità, grazie anche alla spinta della grande distribuzione che ha aumentato le vendite di settore dell'11%. Al via a Lonigo, presso la scuola di formazione professionale Lodovico Pavoni, un corso teorico-pratico per operatori di stalla. I protagonisti sono 8 giovani tra i 22 e i 31 anni, selezionati sulla base delle segnalazioni fatte dai servizi di accoglienza di Caritas Diocesana Vicentina e avviati in questo modo in un percorso di inclusione sociolavorativa. Questa esperienza, afferma Don Enrico Paiarin, direttore di Caritas Diocesana Vicentina, è la dimostrazione che facendo squadra si possono raggiungere importanti risultati. Con questo progetto, da un lato aiutiamo l'inclusione sociale attraverso il lavoro, dall'altro rispondiamo ad una criticità segnalata dalle aziende agricole, ossia la difficoltà di trovare manodopera qualificata per il lavoro in stalla. Nel 2009 si coltivavano a riso appena 66 ettari di terreno per una produzione complessiva di circa 3.000 quintali. Oggi gli ettari coltivati sono saliti a oltre 1.100 per una produzione di 61.780 quintali di riso. Un trend di crescita che segna nelle vendite internazionali degli ultimi 4 anni un più 700%. I dati, forniti dal presidente del Consorzio di tutela del riso Delta del Po IGP, Adriano Zanella, indicano un gradimento dovuto all'alta qualità del riso riconosciuta dai mercati di tutto il mondo, compresi quelli statunitense, cinese e giapponese. Nuovi direttori per il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno e la Coldiretti Provinciale. Antonio Maria Ciri lascia la guida dell'associazione di categoria per dirigere il consorzio, mentre al suo posto da Roma arriva Giuseppe Satalino. Soddisfazione per il presidente delle 2 organizzazioni Giorgio Polegato, che punta al rafforzamento nei mercati del consorzio anche in prospettiva nazionale e al costante sostegno degli iscritti, specie del settore zootecnico per la Coldiretti Provinciale. E con Denise Vicino scopriamo come funziona questa macchina. Allora, questo è uno dei dispositivi più innovativi del progetto Irivision. È una stereocamera, ossia una telecamera composta da 2 ottiche che permette di ricostruire la tridimensionalità degli oggetti che osserva, in questo caso la chioma delle piante e i frutti. Qui nel kiwi abbiamo voluto usare la stereocamera anche per osservare i frutti veri e propri, per monitorarne lo sviluppo durante la stagione. La telecamera si abbina ad altri sensori in questo progetto. Abbiamo questa che inquadra i frutti, abbiamo un'altra telecamera che inquadra dall'alto la chioma per avere un'idea dello sviluppo vegetativo generale. Abbiamo dei sensori di umidità del suolo per valutare lo stato idrico del terreno e abbiamo una stazione meteo esterna al frutteto che misura la piovosità, la temperatura, l'umidità dell'aria e la ventosità. Tutte queste variabili misurate in campo ci permettono di ricostruire quello che è il fabbisogno idrico della pianta sulla base dell'evapotraspirazione dell'acqua, un concetto un po' tecnico che però consiste proprio nel misurare attraverso questi dati quant'è la quantità d'acqua che viene utilizzata dalla pianta e viene persa per traspirazione oppure che evapora dal suolo e quindi comunque non è più disponibile alla pianta. Le telecamere in particolare ci permettono di tener conto di quella che è la condizione della pianta in quel momento, quindi qual è la sua fase fenologica, lo sviluppo dei frutti, delle foglie, perché a questo è correlato il suo fabbisogno idrico. Lo scopo del progetto alla fine è capire con tutte queste variabili qual è la vera necessità idrica della pianta e quindi suggerire all'agricoltore
quando e con quanta acqua andare a irrigare. Ecco, questo vale solo per i kiwi? No, il progetto viene sperimentato su kiwi e su vite, che abbiamo scelto come colture rappresentative del nostro territorio. Grazie Denise, adesso un servizio dedicato alle barbatelle di Rauscedo, poi un po' di pubblicità e poi ritorneremo però partendo dalla vite. Giovani mani all'opera tra le vigne. Non siamo in un'azienda vitivinicola, ma nei terreni di Vivai Rauscedo, uno dei leader mondiali per la produzione di barbatelle. E quello che stanno facendo questi giovani è uno dei tanti passi in avanti fatti dal centro ricerche della cooperativa. Questi ragazzi stanno demasculando, vuol dire che stanno asportando la parte maschile del fiore della vite, in modo tale che il polline di questi fiori non vada ad autoimpollinare lo stesso fiore. Quindi si procederà con il recupero di pollini da altre varietà selezionate, e con questi pollini andremo ad impollinare il nostro fiore femminile, che è stato ripulito dalla parte maschile. L'obiettivo è ottenere una varietà resistente alla malattia. In questo caso noi stiamo utilizzando come portaseme il glera, la varietà glera, e utilizzeremo come polline quello di un donatore, di un genitore o del papà resistente alle malattie. Un traguardo importante per la riduzione progressiva dei trattamenti fitosanitari in vigna, che prevede un costante e paziente lavoro varietà per varietà fino ad arrivare al singolo acino. Il passo successivo sarà raccogliere l'uva a completa maturazione, andremo ad aprire gli acini, recupereremo i vinaccioli, cioè i semi, e li semineremo, aspettando poi con un po' di pazienza che emergano le nuove piante, che speriamo abbiano ereditato i caratteri dei due genitori scelti, e proprio per questo dovremo selezionarli e controllarli durante tutta la fase di sviluppo vegetativo e durante la fase produttiva. Un'opera certosina di miglioramento delle varietà in armonia con la natura. Qui l'OGM non c'entra niente, qui si fa un'operazione manuale che è quella che in natura avviene comunque, solo che questa è guidata, quindi scelgo io i genitori perché ho un obiettivo. Ibridazione che segue il programma di selezione naturale sviluppato da oltre mezzo secolo dai vivai cooperativi Rauscedo. Se in viticoltura non venissero usati i fitofarmaci, la produzione crollerebbe del 75%, è stato stimato. Allora è chiaro che non si può continuare comunque a trattare i vigneti attraverso un uso massiccio dei fitofarmaci. Bisogna cercare altre soluzioni. La soluzione per noi più performante è quella di creare varietà resistenti che mi permettano di abbassare drasticamente l'uso dei fitofarmaci, meno 60, meno 70, meno 80%. Questo è il numero di trattamenti risparmiati utilizzando varietà resistenti, e ne abbiamo già iscritte 15 al catalogo nazionale. Penso che il prossimo anno, nel 2022, avremo del glera resistente. Obiettivo raggiunto senza modificare la qualità dei vitigni storici come quelli che oggi producono il prosecco. L'obiettivo è quello di creare un glera resistente che mi possa dare un vino di qualità enologica paragonabile o superiore rispetto al prosecco DOC, al prosecco DOCG, e soprattutto di poter avere un genotipo che per ottenere un vino di qualità abbia necessità di pochissimi trattamenti, di un numero ridottissimo di trattamenti fitosanitari. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando la tecnologia per il risparmio idrico in agricoltura. Ci siamo spostati a Susegana, dove c'è una delle sedi del CREA. Sono con Federica Gaiotti, ricercatrice. Buongiorno. Ci può spiegare intanto bene che cos'è il CREA? Il CREA, come leggete nel cartello qui alle mie spalle, è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ed è praticamente uno degli enti più importanti in Italia che si occupa di agricoltura. Il primo nome con cui è stato creato e conosciuto è il vecchio Istituto Sperimentale per la Viticoltura, che è nato ancora all'inizio del Novecento. Ecco, perché siete partner di questa iniziativa di risparmio idrico che abbiamo visto applicata ai kiwi? Il progetto, il Revision, nasce con l'obiettivo di apportare innovazione che sia fruibile all'azienda
agricola in generale, in questo caso vite e kiwi. Quindi abbiamo ritenuto importante che ci fosse anche un supporto scientifico che è rappresentato dal nostro ente, dall'esperienza che abbiamo maturato. Certamente è una tecnologia che ha la potenzialità di essere applicata a un'ampia gamma di colture. Quanto si riesce a risparmiare? Dipende da quanto il viticoltore è abituato ad utilizzare l'irrigazione. Ora dipende dalla stagione, dipende dalla varietà, dipende da dove siamo. Ovviamente al nord con dei climi molto più piovosi irrigheremo molto meno, ma direi che con una buona gestione basata su delle informazioni molto precise dello stato idrico della pianta possiamo arrivare a risparmiare tra il 15 e il 30%, forse anche di più dell'acqua che viene normalmente erogata. Grazie, adesso è il momento di Renzo Gatto, dopodiché andremo in mezzo alle vigne. Calendula, il nome prende anche il nome di fioraccio. I principi attivi della calendula hanno un'importante attività antinfiammatoria lenitiva. Allora, come possiamo utilizzare la calendula? Possiamo fare un decotto, cioè prendiamo 30 grammi di fiori di calendula, 30 grammi di fiori di camomilla e 20 grammi di malva, foglie in particolare. Le mettiamo tutto questo in 150 ml d'acqua e facciamo anche bollire per 3 minuti, non di più. Filtriamo e il contenuto acquoso possiamo utilizzarlo come colluttorio in caso di stomatite e di arrossamenti gengivali, oppure possiamo anche imbibire una garza e utilizzarla nelle ferite, nelle piccole ustioni anche, come lenitivo, come ammorbidente e soprattutto come cicatrizzante. Una crema che si può utilizzare nel viso, nelle mani, volendo anche nel corpo. Questa crema ha un effetto anche nell'invecchiamento, nel prevenire l'invecchiamento cutaneo. Si prendono 20-25 grammi di fiori di calendula e si mette in un vasetto con olio d'oliva fino a ricoprirla. In un altro vasetto si prendono 25 grammi circa di fiori di camomilla e si mette olio d'oliva fino a ricoprirlo. Possiamo scaldare il tutto e mescolare, ma attenzione, dobbiamo scaldare non oltre i 40 gradi ed è meglio farlo a bagnomaria. Dopodiché li lasciamo a riposare per circa 24 ore. Tiriamo via i fiori e uniamo i due oli in un olio solo. Aggiungiamo un 20 grammi circa di olio di jojoba e dopodiché aggiungiamo un 80-90 grammi di burro di karité. E questo ci permette di ottenere una crema più o meno consistente. Certo, se la vogliamo più liquida mettiamo un po' più di olio di jojoba, se la vogliamo più solida mettiamo un po' di più di burro di karité. Si ottiene così una crema molto particolare, ha un effetto di fotoprotezione. E siamo tornati quindi nuovamente in campo, questa volta un campo di vite. Siamo con Luigi Bonato, viticoltore, capofila di questo progetto. Lei è persona che da sempre pensa all'acqua. E già da 30 anni noi usiamo delle manichette, sono interrate 10 cm sottoterra, porta direttamente l'acqua a goccia alle radici della vite e non abbiamo dispersione di acqua per evaporazione, in quanto l'acqua rimane nel terreno e viene portata direttamente dalle radici. All'interno delle manichette ci sono delle valvole autocompensanti, autopulenti, in cui l'acqua erogata è uguale in tutti quanti i punti. E qui 30 anni fa c'erano le canalette e quindi l'acqua veniva usata solo per scorrimento e i volumi d'acqua erano più di 90 volte quelli che vengono usati adesso. Le prove che si stanno facendo adesso è per capire in base alla quantità di uva che vogliamo fare, dare l'uva giusta, ma aumentarne la qualità, perché dosare varietà per varietà la quantità di acqua vuol dire avere il massimo della qualità. In tempi di siccità e regolando l'acqua noi abbiamo il massimo della qualità. Certamente ogni varietà ha esigenze diverse. Qui abbiamo una prova sullo Chardonnay e sul Prosecco, perché ci sono varietà anisoidriche che si difendono anche dalla siccità e hanno bisogno di poca acqua, varietà invece
che consumano molta acqua, e bisogna dare l'acqua perché altrimenti, andando in stress, non abbiamo la maturazione e non abbiamo le quantità desiderate. Grazie, adesso i consigli del giardino. Oggi parliamo di acidofili, in particolar modo di azalee o camellie. Ma acidofili si intendono anche le piante che vivono in terricci particolari, in terricci con un pH di acidità 4,5 quando andate a comprare la confezione. Come sempre, vedete una sgretoiata alla zolletta che ha. Queste sono piante vecchie, mica giovani, prese. Ogni 3-4 anni fate questa operazione di cambiare il vaso, mettete un po' più grande, riempite con del terriccio acido e mettiamo un pizzico di concime a lente cessione e ci buttiamo anche un po', un cucchiaino di sulfato di ferro che abbassa l'alcalinità dell'acqua. Acqua calcarica, che ha calcari, insomma, no? Acqua certamente non quella dell'acquedotto, ma se avete delle fontane che magari contengono calcare, il sulfato di ferro lo potete usare anche quando innaffiate, ossia su un secchio, su un bagnafiori, 10 litri di acqua per dire, mettete la dose che è scritta sul giardino e lo fate sciogliere e irrorate la pianta. Eccola qua, io l'ho messa, la piantina, mi raccomando, il fondo. La zolla deve stare appena sotto il livello. Adesso riempiamo. Sì, ecco, anche un po' di concime, aggiungete un concime a lenta cessione, diciamo, perché cede le sostanze l'arco di tempo 2-3 mesi, insomma, eccolo qua. Questo è un nitrofosca, per parlarci chiaro, insomma, no? È un buon prodotto. Il sulfato di ferro, come ho detto, intanto abbassa la parte alcalina del terriccio che utilizzate, della pianta o dell'acqua che utilizzate, diciamo, no? Sulla pianta, e poi dà anche colore ai fiori e alle foglie. Luigi Bonato, ma queste cosa sono? Sulla parte destra c'è l'irrigazione aziendale. In questo punto l'irrigazione viene interrotta da una elettrovalvola e con questo progetto la parte che segue viene irrigata solo con dati del progetto per vedere le differenze tra l'irrigazione aziendale e quanto si può risparmiare in futuro con questa innovazione del progetto. Denise, abbiamo visto prima le elettrovalvole, qui nei vigneti a che cosa sono collegate? Allora, anche qui nelle vigne abbiamo questa telecamera, elemento innovativo del progetto, che va ad inquadrare le piante e cerca di estrarre da queste delle informazioni utili per valutare lo stato idrico. E queste telecamere misurano lo sviluppo vegetativo, quindi le dimensioni della chioma e il suo accrescimento. Infatti più vegetazione c'è e maggiore è il fabbisogno idrico di una pianta normalmente. Misurano anche la temperatura media fogliare attraverso un sensore infrarosso termico che è integrato, e misurano, grande innovazione, l'inclinazione delle foglie. L'inclinazione delle foglie è una sorta di forma di difesa della pianta di fronte a una situazione di stress idrico che viene attuata per minimizzare l'esposizione alla luce e quindi la perdita d'acqua che provoca il raffreddamento della pianta. Ecco, poi abbiamo visto ci sono dei sensori a terra, però c'è anche una stazione meteorologica piantata. Perché? Perché per valutare il fabbisogno idrico è necessario conoscere tutte le variabili climatiche dell'ambiente in cui è immersa la pianta, quindi sia la quantità d'acqua presente nel sottosuolo, sia qual è la temperatura che provoca l'evaporazione dell'acqua, per esempio, o anche lo stato del vento, e ci colleghiamo anche alle previsioni meteorologiche perché è importante sapere se è in arrivo una pioggia, per esempio, che può evitare di utilizzare l'impianto irriguo. E visto che parliamo di stazione meteorologica, le previsioni con Giancarlo Iannicelli. Dopo molto tempo possiamo dire, finalmente, nonostante ormai siamo in estate, ricordo in giugno meteorologicamente è considerata estate, l'anticiclone delle Azzorre, che è l'attore principale, anzi il fautore proprio, la garanzia della bella stagione, si sposta verso di noi, si allunga, si estende verso est e quindi fino a proteggere e interessare tutte le nostre zone. Gli effetti si sono visti, il grosso dei sistemi perturbati nelle ultime ore, ormai negli ultimi giorni, non riesce più a passare, è bloccato proprio dall'anticiclone.
filtra solo un po' di aria umida e gli effetti sono la velatura del cielo. Quindi un fine settimana ancora di tempo stabile, finalmente di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno. Naturalmente in pianura nelle prime ore della mattina abbiamo una velatura del cielo che rende quasi addirittura temporaneamente invisibile proprio la vista del cielo. Poi però ci sono rasserenamenti e nel pomeriggio il caldo che ormai si fa sentire, le temperature crescono notevolmente, sarà la possibilità della formazione di cumuli, no? Di queste nubi a sviluppo verticale, naturalmente saranno più intense e potranno dare anche qualche fenomeno a ridosso o sui rilievi, ma nulla di più. È un tipo di tempo tutto sommato stabile che ci accompagnerà, stabile ma forse un po' umido, ci accompagnerà per quasi tutta la prossima settimana. Intravediamo dalle carte a lunga scadenza un peggioramento ma temporaneo da confermare a fine proprio del prossimo weekend della prossima settimana, ma questo lo vedremo. Intanto i venti con questa situazione di stabilità sono deboli, di direzione variabile, quindi sono molto molto deboli, quasi inesistenti. Le temperature sono cresciute, quindi in pianura valori massimi che raggiungono i 30 gradi, in qualche caso nelle zone più interne superano pure i 30 gradi, e le minime dai 18 ai 21 gradi, l'Alta Adriatica è praticamente calmo o poco mosso. È tutto. Denise, abbiamo visto prima i kiwi, adesso abbiamo visto le viti, ma quanta acqua si risparmierà con questa attività, con questo progetto? Beh, non è una domanda facile a cui rispondere in questo momento dopo un solo anno di sperimentazione, però stimiamo che almeno una percentuale dal 30 al 50% di risparmio sia possibile globalmente su queste colture. Un'evidenza dell'anno scorso è stata il fatto che in tutte le aziende della vite non è stato necessario fare un'irrigazione aziendale semplicemente per la presenza di piogge, quindi si sono potute risparmiare tutti gli interventi irrigui artificiali sostanzialmente. Questo è stato comunque un dato importante di progetto. Il costo di un impianto di questo genere è elevato, oppure se dovesse entrare, diciamo così, in linea industriale potrebbe essere accessibile a tutti? Ma è un costo accessibile assolutamente. Chiaramente più dispositivi di questo tipo si mettono a dimora su una coltura e più dati abbiamo, meglio possiamo rappresentare la coltura stessa, quindi diciamo che l'investimento è anche un po' proporzionale alla precisione con cui vogliamo rappresentare la vite o il kiwi in questione, diciamo. Si può pensare a una rete poi di dati per tutto il territorio? Questo è possibile solo per i dati climatici, perché sono quelli bene o male rappresentativi di un territorio più macroscopico, ma non è vero questo per i dati specifici delle piante che vengono inquadrate dalla telecamera, proprio perché la telecamera tiene conto delle specificità della cultura aziendale, quindi di quanta vigoria ha quel tipo di pianta a seconda del terreno, della tipologia, della varietà, delle concimazioni che vengono fatte, e questo può essere un dato che fa una significativa differenza da un'azienda all'altra. E per ultimo, questa nuova tecnologia riuscirà a far cambiare un po' di mentalità a taluni agricoltori, viticoltori? Ma io spero proprio di sì, perché bisogna creare fiducia nella scienza e nella tecnologia da parte dell'agricoltore, ed è proprio attraverso progetti come questo che possiamo dimostrare e toccare con mano i risultati di un approccio scientifico di questo tipo, quindi dimostrare l'utilità degli strumenti tecnologici per risparmiare la risorsa idrica. Grazie a Denise, finisce qui questa puntata di Agricoltura Veneta. Come sempre l'ultima parola la lasciamo questa settimana a Virginio Maso, che ci parlerà della mietitura del grano con i vecchi attrezzi agricoli, e come sempre noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, voglio raccontarvi la storia di quando che io ero ceo che ne come pare, che ne sui campi. Cosa facevo? Adesso era la stagione del frumento, no? E ora si prepara gli attrezzi, a mesura, il fasin, a pianta, il martello che serve per fare il filo, questo qua, il martello, e serve per fare il filo al fasin, no? E dopo avevamo il coder con la piera che serviva per usarli e tutto quanto.
Mi ricordo che faceva anche assicurazione, perché qua a Mare e San Piero, che ogni anno pareva impossibile, ma a 8 di prima, 8 di dopo di San Piero veniva su un'altra zona qua, sempre una tempesta, e aveva fatto assicurazione per la tempesta. E finisco con un detto, a giugno la faccia in pugno. Ciao a tutti e arrivederci la prossima volta.